Buongiorno a tutti, eccoci qui per il solito nostro aggiornamento bisettimanale, che devo ripetere perché è venuto fuori senza audio, devo capire che problemi ha il microfono. Detto questo, comunque, vi dico che nelle ultime 2 settimane ho fatto tantissimi video e tantissimi shorts, collaborazioni col Dante come il vivaio abbandonato e come il primo rock del Monte Venda, la base NATO con oltre 1 chilometro di gallerie, un posto molto triste perché sono morte circa 20 persone lì dentro tra gas radon e amianto. Noi avevamo tutte le protezioni necessarie. Poi io da solo sono stato in un gigantesco hotel abbandonato che era un motel Agip, non ho detto dove. Poi abbiamo visitato Villa Giustinian con Enrico e una villa veneta abbandonata anonima con Enrico e Dante. Inoltre oggi siamo stati a Belluno, io e Enrico abbiamo fatto 500 chilometri, abbiamo fatto un bellissimo video di un istituto antitubercolare dove ricoveravano i bambini malati di tubercolosi, un luogo molto triste anche questo. Domani alle 11 verrà pubblicato il video che dura la bellezza di 1 ora e 20 minuti. Inoltre siamo stati anche in altri posti, oggi potete vedere gli short e vedrete i video prossimamente di 2 opere del Vallo Alpino del Littorio, tenute molto bene, restaurate e aperte. Bene, detto questo, vi dico che i prossimi appuntamenti saranno molteplici, saranno molto vari, saranno bunker, caserme, ville, soprattutto fabbriche, perché abbiamo ultimamente trovato molte fabbriche da visitare e vediamo con chi riuscirò a collaborare di volta in volta tra Enrico, Dante o tutti e due. Per esempio sabato usciremo tutti e tre e quindi la triade si riunirà sabato per provare ad entrare in una gigantesca fabbrica abbandonata. Bene, restate sintonizzati. Io vi ringrazio, siete tanti che mi seguite, tanti che commentate i miei video. Io cerco di rispondere sempre a tutti. Io vi auguro una buona giornata. Vi saluto da parte di Dante, vi saluto da parte di Enrico e ci vediamo prossimamente con i miei video. Restate sintonizzati e buona giornata.